cittadini potranno andare a piedi e farsi una foto in mezzo al ponte. Pensate, è una roba unica, no? Io c'ero, no? Faremo le magliette, ho scritto io c'ero, faremo qualcosa. Ma guardate, è una roba storica, quindi l'idea è quella di fare una giornata dedicata ai eventi, poi il pomeriggio sera di quella domenica si aprirà e inizierà la circolazione. Il governatore Zaia immagina così la giornata inaugurale del nuovo ponte della Priula rimesso a nuovo. A giugno la riapertura, il presidente del Veneto auspica una prima parte della giornata con la struttura a disposizione solo di pedoni e biciclette per poi lasciare via libera ai veicoli. Nuovo sopralluogo stamane sotto la pioggia di Zaia con i vertici di ANAS per vedere da vicino come proseguono i lavori che si avviano ormai alla conclusione. Quello che verrà restituito ai cittadini sarà un ponte nel ponte con un abito d'epoca e un'anima nuova d'acciaio, ha spiegato il governatore. Che quello che vedete è un recupero storico, sicuramente l'estetica è quella originaria, le strutture sono quelle originarie, però immaginate, ditelo ai cittadini, che di sotto c'è un ponte fantasma tutto in acciaio, perché non lo si capirà, perché non lo si vede. Il vecchio ponte è stato svuotato, la parte superiore degli archi è stato poggiato un nuovo ponte in acciaio. Una struttura che prevede anche la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale. Abbiamo fatto una nuova sezione stradale con 2 corsie da 3,75 m e 2 piste ciclopedonali da 1,60 m, una per ogni lato. Contemporaneamente alla riapertura del ponte verrà smantellata la viabilità alternativa del bypass Bailey. Il presidente della provincia, Marconna, auspicando che il prossimo cantiere per la ristrutturazione di un ponte sia quello a Vidora, ipotizza che il bypass possa essere installato proprio qui durante i lavori. Viene smontato, ma come diceva prima il presidente Zaia, potrà essere riutilizzato in altre occasioni, dipende dall'occorrenza. A Vidor, per esempio? Non è detto, vediamo come va il monitoraggio. I cittadini di Susegana e dei comuni limitrofi attendono da maggio dello scorso anno la riapertura di questa importante infrastruttura. Ti rendi conto di quanto importante è una cosa quando viene a mancare, ha sottolineato il vice sindaco di Susegana, facendo riferimento allo scorso autunno quando, a causa del maltempo, venne chiuso anche il Bailey per quasi 2 settimane. E di fronte ad un'opera che torna a nuova vita si pensa ad altri progetti come quello della Venezia-Monaco. È strategico, però è altrettanto vero che il dibattito col territorio va affrontato, nel senso che non si possono calare opere sui territori così delicati e così, come si può dire, vincolati come quello che è il patrimonio dell'umanità e quindi i Dolomiti Unesco.